Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi andiamo con un video aggiornamento sui Funko Pop che siamo a quota 131 e si parte dal salotto con due pop, uno però molto discutibile, vabbè, quello di Pinocchio devastante. Per i 100 anni della Disney è qualcosa di sublime che però metto in salotto perché in camera non mi sta da nessuna parte. Poi c'è quello di Indiana Jones, ma questo è un po' dubbioso, infatti la scatola è senza scatola, messa un po' così, perché secondo me è l'unico pop che l'ho pagato meno del previsto e secondo me non è completamente regolare, ecco. Quindi lo tengo là perché è carino, però non sono convinto. Questo invece di Pinocchio è qualcosa di sublime per Disney 100, Pinocchio. E salta Fossi, perché per me sarà sempre salta Fossi. E così inizia la scalata verso i 131 pop comendiani. Qua abbiamo altri pop, che sono un po' divisi tra salotto, camera, bacheche. Qua abbiamo Jared di Labyrinth, il Duca Bianco, David Bowie e i Sigori. Poi abbiamo da American Psycho Patrick Batman, stupendo. E qua, chiaramente ragazzi non li levo perché li ho messi bene, andare a togliere è un casino. Clockwork Orange, Alex Delarge. E te lo vedi qua. E poi qua abbiamo Doom e Darth Vader senza la maschera. Questo è il primo pop preso. Questo è il mio primo pop. The first pop in the world. Eccoli qua. Qua abbiamo dei pezzoni perché non sono tutti semplicissimi da trovare, soprattutto Jared di Labyrinth. E te li godi. Questi sono nella bacheca sempre in salotto. Reparto musica, qua abbiamo un pop degli AC/DC dell'album Back in Black. Io ragazzi cerco di togliere qualcosina, ma non posso togliere tutto perché sennò ci metto 30 anni a rimettere a posto e certi pop sono messi così. Io chiedo scusa, ma qua abbiamo, questo lo possiamo fare, eccoci qua, James Hetfield, Metallica e godi. Poi qua sotto abbiamo, eccolo qua, un pop di Freddy, una limited edition, eccolo qua, molto bello. Purtroppo deve stare così, ma me lo godo io. In un video un po' più difficile, ripeto, potrei toglierli, ma non ho voglia in questo momento. Chiedo venia. E poi qua abbiamo Michele. Abbiamo il buon Michele, qua con Bad, eccoci qua, e qua con Thriller o Trailer. Eccoci qua. Quindi qui sono messi un po' così, dal vivo si vedono perfettamente, chiaramente in un video faccio un po' più fatica. Eccoli qua, perché non ho le luci ovunque devastanti, raga. Dovete perdonarmi. Eccoci qua. Quindi qua sono dei pop musicali, che se ne vediamo anche gli altri, che non sono scatolati. Comunque le scatole le ho tutte ovviamente, sempre a tema musicale. Altri Funko musicali, Simon Le Bon, Eddie Van Halen, Freddy in versione anni 70, Michele in una versione meravigliosa, Freddy in versione anni 80, qua Lennon, Elvis, questa è la copertina di Metallica, Slash, e qua abbiamo altri pop musicali, molto belli, molto eccitanti. Eccoci qua. Questi li tengono in scatola perché sono in bacheca e boh, mi piacciono così, sinceramente vado molto anche a gusto. Eccoli qua. Ed eccoci qua. Quindi i pop musicali sono finiti. Qua abbiamo una parte dei pop di Star Wars. Abbiamo Slave Leia, che è meravigliosa secondo me. Anakin Skywalker, che è un'edizione anche limitata. Ahsoka. Boba Fett cromato limited edition, molto bello. E Vader di San Valentino. Eccolo qua. Poi qua in basso, qua un po' da bestemmi, abbiamo Darth Maul in versione gold. Poi abbiamo Luke con Yoda che è qua dietro. Qua abbiamo Anakin Skywalker in versione piccola.
Qua abbiamo Leia che dà le medaglie. Adesso aspettate, facciamo una cosa, datemi un secondo. Ma ragazzi, ve li illumino un po'. Qua abbiamo l'imperatore. Eccoci qua. Qua abbiamo Leia in versione che dà le medaglie alla fine del primo. Siete 4 in realtà. Qua abbiamo Young Anakin. Qua abbiamo Anakin e scusatemi, Luke con Yoda in braccio, si vede poco, e questo è Darth Maul dorato. Io mi scuso ragazzi, ma questi non posso toglierli perché non ho voglia. Comunque li avete già visti e adesso li possiamo vedere tutti benissimo, sono solo questi un po' sotto che si vedono meno bene. Qua infatti abbiamo gli Harry Potter con Severus Piton. Chiaramente il buon Lord Voldemort, Harry Potter e Cedric Diggory. Eccolo qua che è uno di quelli che ci tengo di più, che mi piace un casino, bellissimo. Eccoci qua. Poi qua abbiamo l'inizio Marvel con un Thanos in versione arcobaleno e un Thanos in versione cazzuta e cattiva. E Stan Lee a dominare la scena. Qua raga abbiamo un bel po' di pop. Qua parliamo di Batman con l'enigmista, Harley Quinn, Catwoman, Two-Face, Batman in versione San Valentino. Poi abbiamo Poison Ivy, il Pinguino, il Joker e Batman versione 89. E qua abbiamo un Joker cromato arancione, stupendo, a dominare proprio la scena, perché lui deve dominare, c'è poco da fare. Ok, andiamo avanti. Invece Marvel, Spider-Man in versione Gingerbread, Doctor Strange Supreme. Questo è un Groot in una versione fantastica, secondo me. Brotor, che amo, viva Brotor. Thor in una versione speciale colorata e Dottor Octavio o Dr. Octopus. Poi abbiamo Green Goblin di qua, Wolverine degli 80 anni di qua, Iron Man proprio nella versione finale quando insomma si sacrifica per la causa, Mary Jane Watson e si gode, Wanda anni 50 della serie WandaVision e Loki con lo scettro, eccolo qua, il buon Loki, il fantasmagorico Loki. Perfetto, e qua abbiamo Marvel, quindi Batman e DC Marvel. Poi qua abbiamo Jurassic Park con Dennis Nedry, la cosa più bella del mondo, viva Dennis. Poi abbiamo, questi sono non scatolati, Alan Grant, la dottoressa Sattler, John Hammond, Ian Malcolm e poi vabbè, la versione biscottino di Superman con The Flash, con la scena dei bambini, che è vero che a livello grafico è fatta da culo, però mi piaceva sto Funko Pop, è bello il Funko Pop della scena e me lo sono portato a casa in una versione bella grande anche e te la godi. Poi qua abbiamo i Ghostbuster, qua abbiamo il Mini Puff, bellissimo, e qua abbiamo Jason, il Power Ranger rosso, ma qua ne ho pochi, ne ho solo 2. Jurassic Park più Superman e Flash, Ghostbuster e Power Ranger. E te li godi molto. Questa è proprio una paginata importante, come indiana. Altri Funko, qua abbiamo un Gingerbread Thor in versione piccina, Bruce Lee Gold, Adama Warlock Gold, Gingerbread Aquaman, Alan Parrish, Barbie con la nostra Margot, Maximus del Gladiatore, quello qua abbiamo uno di Fortnite, ma non per Fortnite, ma perché è in versione biscottosa, e qua abbiamo sempre Fortnite, Lotto, che è la mia palla preferita da bowling. Qua abbiamo dei Funko Pop di tutto rispetto, veramente roba gigante, Galactus con Silver Surfer, bellissimo, e te lo godi. Miss Minutes, fantastica, devastante, meravigliosa, anche eccitante a volte. Poi andiamo qua abbiamo i Guardiani della Galassia, Star-Lord versione Natale,
Baby Rocket, Drax, versione Natale, Cosmo, Nebula, Mantis, Natale version, Groot, un po' meno bello di quello che ho di là, e Gamora, sempre sexy, anche in Funko Pop. Quindi qua abbiamo veramente tanta bella robina, questi due qua, poi Galactus e Miss Minutes sono tra i miei preferiti in assoluto, veramente meravigliosi. Eccoci qua, altri Funko Pop. Qua abbiamo altri pezzi interessanti, l'unico di Magic, Jace Balaren o Belaren, come chiamo, come volete voi. Qua poi abbiamo Darth Vader nella camera di meditazione, eccolo qua. Michele Jordan in versione Big, scusate si vede un po' da culo per il riflesso, e poi qua Thanos in versione obesota di Infinity War. Anche qua pop mastodontici. Eccoci qua, altri Funko. Continuiamo la carrellata con Doctor Strange, con dietro la copertina sono bellissimi sti pop qua secondo me. Doctor Strange, Wolverine, qua abbiamo Grogu, eccoci qua. Poi qua abbiamo Pippo, il mio diciamo personaggio Disney preferito, Woody dei Disney 100, bellissimo, stupendo, Superman degli 80 anni, Thanos che ce li ha praticamente tutti i pop di Thanos in versione gingerbread, e qua abbiamo Minnie e Topolino in versione Natale biscottosa, qualcosa di meraviglioso a mio parere, stupendi, tanta bella robina. Questi due mi piacciono un casino però, eccoli qua, altra carrellata e andiamo avanti. Papà Stanley, eccolo qua, questo è bellissimo con tutti i fumetti dietro, è meraviglioso. Baby Boss, che sono io, Scar Pop, che ho fatto fatica a trovare, mio cattivo preferito della Disney, President Loki, la signora Nesbit, e te la godi troppo la signora Nesbit, Kid Loki, Occhio di Falco in versione particolare arancione, Mr. DNA, l'ultimo pop arrivato, e Mr. Fantastic. E anche qua una carrellata impressionante di pop, di Funko Pop. Siamo tutti un po' Funko, e tutti un po' pop. Scusate, dai. Vai ragazzi, ancora Funko, ancora Funko. Qua Luke Skywalker con dietro un fumetto, belli, questo è proprio stupendo. Uno dei miei preferiti in assoluto. E ok. Poi abbiamo Qui-Gon Jinn, Amazon Exclusive, bellissimo questo anche, altro pop geniale, a dir poco geniale. Qua abbiamo il duello tra Vader e Obi sul quarto film, bellissimo. Qua c'è un po' di riflesso, scusate. Ok, e qua abbiamo un altro Amazon Exclusive, o Exclusive Amazon, scegliete voi, di Ahsoka. Bellissimo. Power of the Galaxy. Altri Funko. E andiamo avanti, qua abbiamo Star Wars ancora, C3PO, in una versione Special Edition, a mio parere devastante, bellissima. E qua invece un Vader in versione Disney 100, che non potevo non prenderla. È stato un regalo, anzi, questo, bellissimo. Qua abbiamo i James Bond, le Chiffre, James Bond, la versione di Roger Moore che è la mia preferita, e Squalo. Eccoli qua. Appassionato, leggermente appassionato di James Bond e Star Wars, ci stanno. Sono una bella panoramic. Pa, 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 pa. Eccoci qua. Perfetto. E adesso ci manca solo l'ultima parte, che è questa, the final part, in un inglese perfetto. Qua abbiamo
forse la zona preferita perché Rocky è sempre Rocky, Rocky Balboa, Apollo Creed e Ivan Drago, che forse è uno dei miei preferiti in assoluto. Ed è un pop anche abbastanza ricercato. Eccoli qua. Poi qua abbiamo Rocky Balboa con la gallina in mano, ma l'ultima parte mi sposto perché merita comunque la nostra attenzione. Eccoci qua raga, andiamo a chiudere la collezione di 131 Funko Pop con Rocky versione gallina. Bellissima. E poi qua abbiamo Indiana Jones, quelli originali, per fortuna perché su quello sono indeciso, molto fatto di merda. Abbiamo Henry Jones Sr., Indiana Jones. Eccoli qua. E poi Ritorno al futuro con Marty e Doc per completare la mensola cinematografica delle saghe preferite del Cume. Eccoci qua. E così ragazzi, l'aggiornamento di Funko Pop è terminato. Guardandomi attorno non dovrei, come si dice, ho completato, li ho completati tutti, nel senso non ne ho altri da far vedere. Non ho neanche pop onestamente da prendere, che aspetto con ansia. Diciamo che tutti quelli che volevo, adesso non mi copo, tutti quelli che volevo sono arrivati in collezione cumendiana. Certo, se ne trovo qualcuno di bello è ovvio che me li piglio, cioè è palese e scontata come cosa, ecco. Quindi questi sono i Funko Pop del Cumendone veneziano, che 131 non sono male, contando che la maggior parte li ho presi negli ultimi 3 anni, perché chiaramente non c'era spazio nella cameretta comendiana di prima. Raga, un saluto del Cumendone veneziano. Prossimo aggiornamento, vediamo adesso di fare tutti i CD, dei film, di qualsiasi cosa, sono tutte le collezioni, una volta l'anno faccio l'aggiornamento. Qua siamo a 131, forse nel primo video erano 80, non mi ricordo. Adesso sinceramente non mi ricordo questa cosa. Raga, un saluto del Comendone veneziano, ci salutiamo con la panoramica delle panoramiche, i film e le saghe cumendiane. Ciao!